Stadio e gremito, in tutti gli ordini di posto, gli sguardi speranzosi ed assetati di vittoria seguono i passi del coraggioso giocatore che con fierezza si dirige impavido verso il disco di bianco gessato. Sì, signori miei. Ciao, sono Monica. Una canzone di qualità. Tutti quanti sanno cosa lei che conta, perché quel che conta è soltanto il gol. Palla cade in panza di Senotto de Ongia, perché quel che conta è soltanto il gol. Gol de punta, meglio un gol de punta. Gol de punta, fanno un gol de punta. Ascolta la domenica che gol de punta, perché quel che conta è soltanto il gol. Cosa sono banane? Tutto è pronto, la folla, tacita e rispettosa, attende l'eseguire della penalità. Ed ecco, il giocatore Beppe Bifido sistemarsi una nina alle sgalmare e apprestarsi a scagliare la sfera appoiata. Ma nemmeno il tempo di un sorso di refrigerante tamarindo o un morso di un tosti o sandwich che dir si voglia, e i muscoli di carnera memoria vanno a tendersi in una breve rincorsa. Ecco il tiro e gol de punta, e il giocatore viene portato in trionfo. Buona domenica a tutti. Buona domenica, lo rimuoviamo quel Nicolò, cartello lì. Vado tu. Vai tu. Su quello lascio a te che sei competente. Eccolo Grazie. Buona Eccoci domenica. qua. Ciao Nicolò, carissimo, buona non domenica. solo su quello sei competente, Cartoni, Sì, veramente, certo, massima anche stima, su insomma. Sì. Anche le bilie, a giocare a bilie sono competenti. Gimondi, Anche... ti ricordi? Gimondi, Bitossi. Mamma, meraviglia. Io poi avevo anche quelle con Fondriest, Chiappucci, un po' più recenti anche poi, sì, però me le ricordo benissimo. E invece anche sul rafting sei un fenomeno e so che si riparte, sì. no? Bella notizia anche finalmente si riparte, insomma si torna a vivere un po' il nostro fiume, è bellissimo tra l'altro. Io consiglio a tutti di farlo perché è divertente e in più vedere Verona dal fiume è unico al mondo. Faremo una puntata di Verona segreta, vero? Partendo dal fiume magari. Ci mancherebbe. Io me l'avevo già pensata, quindi dai, ci organizziamo. Sì. Ma invece grazie già ai tanti che ci stanno seguendo, ci arrivano già i primi messaggi, adesso li manderemo anche in onda. Ricordiamo che siamo attivi su Facebook, giusto? Sui nostri Facebook anche. Certo. Quindi Giuseppe Reinero, Nicola Brenzoni, Antonio Toni Franchi, e anche su YouTube, come si dice? Qual è la pronuncia? YouTube. Allora, hai parlato del fiume, ma c'è chi va oltre. C'è chi va oltre. Va oltre? Ma dai, ma molto serio? oltre. Ma molto oltre. Addirittura. Ma oltre, quasi proprio fuori dall'orbita. Senti. Scusa, sta musica qua. Che succede? Odissea nello spazio. Che succede? Abbiamo, da Cape Canaveral o da qualche altra parte. Chi c'è? Dopo il lancio dello SpaceX, la Crew Dragon ieri di Elon Musk, fantastico. Dovremo avere un altro uomo che si appresta a una missione spaziale. Addirittura. E chi è? Il suo nome in codice Rolando from Keole. Vediamo se c'è. Vediamo. C'è. Pronto? Non c'è. Non c'è. Eccolo qua. Rolando, carissimo. Buongiorno. Sì, ti sentiamo bene. Sentiamo, Rolando, la sentiamo bene. Aspetta che vado a fare foto per la rivista. La rivista Space Veneto. Space Veneto. Questo è il profilo, ti va bene? Ti va bene che allora che a Parigi mi viene molto a fare la foto. Signor. Aspetta un attimo, sguardo fiero verso il futuro. Che aroia! Senta un po', Rolando, ma che succede? Ci spieghi cosa succede? Ti avevamo lasciato al mare, a Caole. Al mare, adesso. Buongiorno terrestri. Buongiorno. Ma da dove parla, Rolando? Allora siamo qua nella base spaziale del Veneto, però non posso dire agente segreto. Allora, però
però posso comunicare ufficialmente che siccome Roma ladrona non ci dà autonomia, andremo fuori da terra. Proprio un po' oltre, l'avete presa sul serio. Certo. L'avete presa parecchio sul serio lì la cosa. Vogliamo andare nello spazio perché vogliamo praticamente provare a coltivare, a portare a cultura veneta, a coltivare i prodotti tipici veneto nello spazio. Ma allora, dai! Certo. Ci credo. Allora il programma NASA Ciuccia davanti e Nasa de Drio è stato... Scusi, ma è l'agenzia dello Space Veneto questa? Si chiama così? A missione. Sì, a già provocatoria, a già rivolta allo Stato. Me la può ripetere un attimo, perché già qualche ascoltatore infatti la chiede. A già rivolta allo Stato Nazione di Roma. Fa parecchio caldo lì dentro, c'è bello caldo. Se suda che c'è una roba a godere veramente della scena de creasso. Allora, tanto per i prodotti tipici, esatto. Praticamente a missione barba a Roma ladrona si chiamerà Ciuccia davanti e Nasa de Drio. Va bene, è già lì la provocazione si coglie, credo. Esatto, cercheremo praticamente lo scopo della missione è già questo. Andare nello spazio per vedere se i prodotti tipici veneti, autoctoni veneti, non parliamo degli altri, non abbiamo bisogno di altra roba che a roia. Ecco, vedi, chiaro. Quindi vogliamo vedere e provare, fare dei test di esperimenti, diremo, per vedere i prodotti tipici veneti, diciamo così, possono avere futuro e vita e fertilità nello spazio. Beh, è bello questo, cioè tipo perché appunto ne abbiamo interessante, si è parlato delle fragole nello spazio, di coltivare questo. Allora, lì, bene. il programma in cosa consiste? Quindi cosa portereste? Cosa sperimentereste? Allora, per esempio, abbiamo delle sementi, andiamo su con delle sementi, ovviamente andiamo su con quello che è, diciamo, la madre di tutta la natura, no? Quindi i semi. A parte mio amico. Guarda, vai. Parte mio verrà su con me, andiamo a piantare, che ne so, tanta roba, per me viene in mente l'aio, i perseghi, l'asparago bianco del Sile. Come si fa a vivere senza l'asparago bianco del Sile o della mambrota? Sì, guarda, penso che fratello tuo amico appunto ve ne intendiate di semi nello spazio, ecco, proprio potrebbe anche essere questa una missione, proprio semi nello spazio. Non l'ha capita. Volevamo piantare la barbabietola rossa di Chioggia, perché quella è già praticamente è già un bene della natura, un patrimonio umano, i bisi di Lumignan. Vedi, quello è. A stare senza i bisi di Lumignan, e il broccolo fiolaro, il carciofo violetto del Sant'Erasmo, lo volevo portare. Grande, bellissima l'isola di Sant'Erasmo. Guardi, i nostri ascoltatori, intanto vi salutiamo e ringraziamo tutti perché state veramente già inondandoci, è proprio quasi orbitale il lancio di messaggi che arriva. Eriberto, fra i tanti, dice Pearà on Mars, bellissima. Pearà col Mars, è buonissima, manca col cioccolino. No, ma lui Mars. Penso che parlasse del pianeta, Mars. Cioè... No, parlava. Sì. Ad esempio, è il cavolo Cappuccio de Vinigo de Cadore. Ecco, bello per quello. Oppure a Catalogna gigante le ciliegie durone, bisogna portarle su. I crauti. Allora, i mega dato un sacchetto pieno di sementa i cosi, come si chiamano, i crauti e le verse de bregonze.
Bellissimo. Ascolta Rolando, aspetta un attimo, dopo ci fai un po' di altro elenco, però come funziona? Cioè di solito chi va nello spazio fa anche un addestramento particolarmente duro. A voi vorrei sapere qualcosa un po' più di quello e anche sapere se vi hanno un po' addestrato anche nella coltivazione, perché tu vieni da uno stabilimento balneare e scusa, non è che come ha funzionato qua? Allora adesso il programma è lungo, non è che se parte sabato che viene anche se piove. No, quando? È previsto tra un paio di anni, ci vuole tutta, ecco, sì, certo. Allora, tutta una preparazione e anche noi ci stiamo anche stiamo chiedendo finanziamento anche noi a delle ditte private. Per esempio, che dite? Per esempio? Come Elon Musk con lo SpaceX, la Creed Dragon. Mi dite cosa ne dite o quali dite? Quali dite? Vabbè, stiamo battendo per esempio e conterie con la grasso, quelle che c'è. I pieni di skate sfondati qui. Certo. E dopo andremo dalle banche, andremo insomma qualche parte, andremo anche in Veneto, andremo per esempio da Rana, insomma, tutto che piantiamo i tortellini, ma non è che si piantano i tortellini, invece i ravioli. I ravioli, invece i ravanelli, i ravioli. Guardi, Alessio, il nostro amico Alessio Nicolai, dove li portiamo i perseghi? Hai anche qualche prodotto legato ai perseghi? Certo che le nettarine, per esempio, ma dopo che, per esempio, volevo sventegarsi è il creme. Il creme, bellissimo. È Raffano, giusto? Un can che va amato per il creme. Facciamo il can. Facciamo il can creme. Dopo, per esempio, i fagioli balini de feltre, il fagiolo bonel de Fozzaso, il fagiolo gnocco borlotto, la farina de polenta, ho detta anche a mais sponzo, la sponzo. Vedi. Che una lista, come la fragola alto polesana, le fave bellissime, la giugiola dei colli ugani, buona, e il kiwi di Treviso, le codinze. Volevo lasciare a casa le codinze, dai. No, assolutamente. Guarda, spirito, dai, il scusa. No, anzi, quello. Scusa. Dimmi. Sì. No, Roberto ci scrive: la Perà bisogna che fai l'addestramento per mescolarla durante tutta la missione. Quindi non è agevolissima sulla. Allora, ma tutto. Ma voi non potete capire stando lì sentati a fare niente la mattina a sera. Sì, vabbè, non è che intanto partiamo che se alleniamo e facciamo l'addestramento. Per esempio, come funziona? L'acceleratore gravitazionale ce l'avete anche voi nello Space Veneto, no? Perché c'è quella sorta di centrifuga velocissima per simulare la forza G che subite, no? Come fate? Allora, intanto nessuno ha mai cattato la forza G, specialmente nelle donne. Ma è un'altra cosa. Quello è un punto. Allora, tutte quelle cose lì che fa con la gravità, c'è tutte roiade. Come, scusi? Ma costa milioni appunto, l'acceleratore. Che cosa serve? Allora ti spiego, altri in Veneto, come fate? Non è che siamo arrivati ieri nello spazio, che ha capito. No. Allora, Marco per risparmiare caviamo il superfluo. È superfluo, per esempio, la macchina parcentiva. No, ti va in parco giochi. Quando che buttretti va sulla giostra, te senti i rumori, te fai urtare a soppare, dici urta che era, dica mai provare. A te tacchi così dai la giostra che quando che ti sposti a te viene a regattare e nasce così la musica reggaeton e dopo avevo provato a chiedere a Gardaland sulle caffettasse. Se ne fa. Quelle si avvicinano secondo me a quelle della NASA. Si fa abbonamento, spemo abbonamento a Gardaland. Sì? No, l'Express, spemo a Goa. Vestiti a così. risparmio proprio,
Magari anche il calcio in culo anche non sarebbe male, no? Sì, quello fermo per diciamo, per come si dice, motivarsi, automotivazione. Ah, vedi? Okay. Spirito di gruppo. Quando pensiamo a Roma ladrona, hai capito? Sì. Via, fatti il culo, via, ha capito. Ho capito. E invece il Tagadà anche? Che la vacca che tagadà, che io dicevo. No, ecco, sapevo io. No. Per esempio, a forza e gravità, anche quella, cioè per provarla, non ti ha bisogno delle stanze che fa simulazione, cioè roiade, c'è scusa, insomma, vabbè, adesso. E come fate voi? Sui materassi, saltiamo sui materassi a casa. Quando che c'è le sagre, andiamo su quei verdi. Sì, tappetini elastici. Bravo. Guarda, scusa Rolando, no, perché sta arrivando veramente tanti messaggi e non riesco a starci dietro perché alcune sono domande. Allora, Davide dice tutti al Mar della Luna, no? Giustamente, il Mare della Tranquillità, quello di Armstrong, no? Potresti aprire uno stabilimento lì, no? Qualcuno te lo chiede. È il Mar della Luna del Caorle, certo. Io sono proprietario del Mar della Luna, uno dei pochi alberghi della fortuna. Sì, mi ho comprato ho speso quasi tutti i miei guadagni. Ma non è una canzone dei New Tennis questa. Diciamo che però sì. Pesce veloce del Baltico, chiede Stefano. Ma ti pare che il Baltico sia in Veneto? È vero, quello però mi parli del cavaccino del lago di Garda, posso anche barrette de peralio filizzata, dice anche Davide, e Stefano aggiunge anche un motivetto che potrebbe essere quasi una intro. Prima abbiamo sentito lo Zarathustra di Wagner, la pera. Per esempio, volevo sventegarsi del marrone di San Mauro. No, dimentichiamo. La mela del fumo, il melone del Tapolesano, la mostarda vicentina, la nettarina, la noce di Feltre, la patata americana di Anguillara Stropari. Sì, allora, vedi. Devo parlare della patata di Bulca, anche se la Sveccia, la patata di Bulca. No, è il fossile che vabbè, detto discorso. Patata dice... Stefano dice a Parona che piace la musica reggaeton. Il peperone di Zero Branco, la pera del Medio Adige, le pere del Veneziano, le pere della Cesira, che la pere che può servire. Senta, Rolando, ma allora prima Nicolò ha parlato del Mar della Luna, no? Anche la canzone. Mar della Tranquillità. Penso che sia veramente una cosa emozionante anche lei, Rolando, arrivare sulla Luna come Armstrong, o no? Allora sì, la differenza è mi è sempre piaciuto, però io non sono mia buona a suonare a tromba, devo un po'. No. Fare dei lettori. Onestamente, parliamo quello è Luis. Suonare a tromba nello spazio, dai. No, vero. Era Neil quell'altro, non lui. Tu mettere la tromba dentro sta navicella spaziale, te spacca RC. Dai, non si può. Mamma mia. Può dirmi, non so, come Fred Astaire e Gingerino. Allora ti dico. No. Ginger Rose, vabbè. Non mi pare di essere, insomma. Ecco, a Davide che dico sì, le verze. È certamente la versa Moretta di Veronella, caro mio. Vedi? La portiamo la versa Moretta e Veronella, la patata di Bulca, la pera del Medio Adige, la pesca bianca di Venezia, il pisello borso del Grappa, dove lo mettevo? Il pisello borso del Grappa e il pisello verdone nano di Colognola e Colli, ragazzi. Buono. Guarda, ma abbiamo degli ascoltatori preparati. Stefano, l'altro Stefano Buffon, dice e la mela gentile del Gorgusel? La mela gentile del Gorgusel, non potremmo dimenticare. La portiamo insieme al pisello verdone nano. Certo. Il radico bianco fior di Maserà a Padova. Il radico verdone da Cortelli. Allora, questa nazione. E voi ragazzi, bisogna fare la eternità, non è che possiamo portare tutta sta roba qua. Infatti diventa un'arca di Noè più che altro lì, dei semi.
tir, bisogna che affermo il missile a forma di tir, non si può, no? Però bisogna scegliere. E voi, ho capito. ascolta un attimo, portiamo il pisello Verdone nano di Colognola e Colli o il radeccio Verdon da Cortelli? Bella scelta. C'è sta un anno il radeccio Verdon da Cortelli ha vinto. Ma avete fatto anche voi una piattaforma, cioè avete fatto coi click dei voti oppure avete fatto altri metodi innovativi? Perché mi sembra che l'innovazione faccia da capolino in quella missione. Eravamo lì 4 a Tula, no? Eravamo lì 4 a Tula. Ti piace per sé era Decio Verdon da Cortelli, ti piace uno ha detto la sedano rapa del Ronco all'Adige. Ora tu vabbè portiamo la scarola del Bassano che è a Roia. Allora io voglio la susina gialla il tartufo nero dei Berici, dove mettiamo? Ho capito, lo metto scarsera. E uno fa, allora ragazzi, se partiamo così mi voglio a Versa Moreta. Ecco, vedi. Moreta. A Zucca Marina di Chioggia, dove mettiamo? Vabbè, porta quella. A Zucca Santa del Bellunese, porta Zucca quella. Insomma, quello è stato il metodo, insomma. Mi sembra forse lo stesso metodo di qualche task force anche nel paese. Mi sa che più o meno funziona così anche qua. Voglio dire ora vuoi esatto. Davide dice è il missile con il rimorchio, patente C. Bella anche questa, Sì, infatti dico a patente C, anche a patente del muletto, perché quando lavoravo in Africa avevo il muletto. Poi ho trovato e senti bellissimo. Rolando, sì, bella la foto, bello anche il contesto, bello, complimenti. Così, guardo fiero verso il futuro del Veneto, che a Roia! A chi non ne vuol dare autonomia del Veneto. Eccolo lì, va bene. Guarda, arrivano altri prodotti, Sparasi di Ambrotta. Anche i kiwi. Guarda anche, vedi, ti ha messo anche una sorta di ideogramma, vedi, Sparasi di Ambrotta nel... Bravo. Vedi? Bravo sì. Davide, anche voi astronauti usate quegli ideogrammi, no? Quella sorta di piccolo messaggio cifrato, no? Certo, sì, perché non è che, ad esempio, abbiamo già fatto le prove, adesso Carle chiama Houston, rispondi Houston, che a Roia. Carle chiama Houston, rispondi, abbiamo un problema che a Vaca Houston. Flavio chiede l'anguria del Ceson, bello, Flavio, bellissimo. È come spettarsi anche dell'anguria del Ceson, le brombe, volevo portare su le brombe, ragazzi. Poi si fa quando che c'è stagione una bella bromba su cosa che te amai e a te di seta a bromba non si trovano quasi più, bravo, quello è un bel messaggio. Il menego maestro. Rolando, come proseguirà il tuo addestramento adesso? Non vogliamo toglierti neanche troppo tempo per la preparazione. Intanto adesso giugno e luglio famo un cazzo perché intanto abbiamo buttato l'idea, no? Così dopo quando c'è settembre insomma si allena un pochettino, magari riversa a palestra, va a fare un po' il movimento perché adesso insomma c'ha legnoso, anche per andare dentro sta cazzo di tutta anche come è un muflone praticamente. Ho fatto la fatica becca ma pensavo fosse gonfia più di aria, più di, insomma, per isolamento, invece no, è proprio... prova a iare le verge adesso no, gonfia d'aria. Guarda, Adriano consiglia anche la pesca principesca de Bussolengo e Pescantina, meraviglia. Davide, le fraghe de Zeo. Roberto lancia quasi un hashtag, potremmo lanciarlo, bellissimo, Chioggia abbiamo un problema, fantastico. Abbiamo un problema, rispondi Chioggia.
Stefano ricorda il mitico broccolo de Custoza, un altro che potrebbe anche far bene all'intestino. Sì. Il broccoletto de Custoza, come dimenticarsi? Molto buono, fa molto bene. Faremo un referendum dove chiederemo a tutti i veneti di dirci cosa vuoi salvare, cosa vuoi che portiamo nello spazio. Ecco, qualcuno chiede in quella tuta se per caso gli scappa, no? Bisogni un po' fisiologici di corpo, e come si fa? Penso sia un problema, anche perché il viaggio poi è bello lungo. Allora, cosa penso che sia sto scafandro che gode Drio, una specie di che è un tubo. Ok. Che verto del Drio, del Drio che verto. Va bene, va bene così, direi. E il tubo aspiratore butta tutto l'irento. Abbiamo un'autonomia di 4 cagate, non potevo neanche tapparsi il lusso di dire 4 cagate, perché il rosso della barba dei capelli di Rolando è uguale al rosso della bandiera del Veneto. Il mega scelto per quello, come candidato. Vogliamo un Veneto. Il broccolo de Novaglie, Davide è anche un altro prodotto d'OCG, credo che sia. L'FCG di Jesolo, per esempio. È DOC o DOCG? Non so la differenza in questo caso. Importante. Non so, è anche geografica, no? Quindi è di origine controllata, anche geografica, giusto? Esattamente. E dopo, insomma, faremo questo referendum, cercheremo di portare su un po' di tutto, ma soprattutto anche rispondere alla domanda che tutti si fa, che c'è vita nello spazio. Ecco. Allora, venerdì sera sì, anche il sabato. Ma se ti va tu del mercoledì no, perché mercoledì che c'è karaoke, ormai il karaoke era rotto i coglioni. Devo stare la verità. Senti, parte la musica dello Zarathustra. Salutiamo intanto anche Marco, se te che posto tu su anche su Minutio, le sì che c'è l'erba. Guarda sguardo fiero. Sì, il sole de Garda. Flavio, ghetto anche il Giubez lì con te. Con chi è che vai su? Questo che è il Giubez. Ho mandato Giubez. Ho detto, tutto bene con me. Dove? Non spazio, ma cazzo vuoi? Dai, Rolando, insomma, hanno fatto a manelle. La movida le hanno fatto a manelle, vabbè, ragazzi, e ti aiuto. Rolando, saluto anche noi, salutiamo anche noi. Vediamo la sigla. Vai! Che la forza sia con te, Rolando! Meraviglia! Bene. No, l'ho tolto io, sì, andava bene, spero di sì. Grande Rolando Rotolone. Bellissimo. Mandiamo un po' i messaggi che sono arrivati, così salutiamo un po' di persone che ci hanno scritto. Saluto Elisa, ricordo. Cora, naturalmente, Marco Roldo ci ha scritto. A Cora facciamo gli auguri, visto che ha compiuto gli anni. Ha compiuto gli anni ieri, la cantante dei New Technici, che salutiamo. Esatto. Speriamo anzi che ci dica magari qualche data dove andare a vedere. Sì. Sarebbe veramente una bella festa, un bel rientro. Dunque, salutiamo anche Roberto, Flavio, Stefano, i vari Stefano che ci sono, Anna, salutiamo Roberto, salutiamo Dennis che è freschetto la sora. Ti ho fatto una sorta allo spazio grill, chiedeva. Salutiamo anche Cristiano con il Manà, il nostro caro amico Alessio, l'altro Davide, Flavio, veramente siete in tantissimi anche in questa domenica mattina, quindi molto molto bello. Tony, sei bloccato? No. Dunque, adesso dovremo come sempre avere il nostro grande opinionista. Sono un po' rallentato, ma... Dovrebbe esserci? C'è, eccolo. Buongiorno, caro Lindo. Lindo chiama Gol de Ponta, risponde Gol de Ponta.
Gol de Ponta presente sintonizzato. Come stai, Olindo? Allora, buongiorno a tutti, sto abbastanza bene, devo dire la verità. Mi sono emozionato. Da Veneto mi sono emozionato, è venuto quella sorta di orgoglio veneto, che insomma è quello che ci contraddistingue. Sapere che ci sarà una missione spaziale, insomma, che andrà... Cosa succede? Che sento dei... infatti, anch'io sentivo... È il gatto! Mamma, è il gatto dello spazio. Mamma, mamma. Ecco. Eccolo. È anche tu l'aperitivo? Un goccio di aperitivo, Lindo, così almeno il raspeghino passa. Quando mi emoziono, ecco, mi viene così da... Sì. Ecco, mi è venuta questa sorta di orgoglio, insomma, nel vedere il nostro amico Rolando e soprattutto questo progetto di portare i prodotti tipici veneti, diciamo, nello spazio. Sì. Certo, tu avresti qualche suggerimento? C'è qualcuno a cui sei particolarmente legato? Ad esempio, non so, mi piace la Catalogna, ad esempio la Catalogna. Non possiamo dimenticarci la Catalogna. No, infatti, io te l'ho chiesta perché secondo me li avevi davanti al computer e tu adesso sei dietro, giusto? Quindi sto cercando, diciamo, nel mio retaggio, insomma, le spinasse. Vedi. Veramente tanti bei sparsi, togliamo dei sparsi, la prima roba. L'unica roba, ecco, bisogna vedere che dopo crescano in fretta i cespugli sulla luna, perché tu sai che quando mangi sparsi, dopo devi anche urinare. E non hai urinare, se non è un cespuglio. Dopicito. Vedi, io non avevo collegato subito il cespuglio agli asparagi, invece bravo Lindo che c'era un collegamento assolutamente perfetto. Quindi portiamo su anche le ortighe. Però a pisciare in un sacco di ortighe. È un attimo. È un attimo che poi ti tocca le balotte e ti sai Ma direi parliamo di calcio a questo punto. Perché insomma se noi sei il nostro opinionista calcistico. Oggi portare amore che siete anche dentro Morale le pinde spine. Oggi che dopo che capisci mi ve lo dico. Direi di sì. E Dennis suggerisce un titolo anche, meglio il gol de Pinta. In effetti, visto che era un po' l'aperitivo, anche un leitmotiv poteva anche essere. Stefano ricorda la sparasina de Pigosso, come dimenticare anche quella. Guarda, la sparasina de Pigosso è veramente una delizia per il palato, una delizia. Ma invece parliamo di calcio, Lindo, perché si riparte addirittura il 20 giugno, insomma. Parliamo di calcio. E per dirte, anche ad esempio, le ponte delle sparasi. Che risottino. Che risotto. Esatto, parliamo di calcio. Esatto, perché appunto si riparte a giugno, come la vedi? L'esplosione. Le spongioli, i funghi, le spongioli. Le spongioli, guardavo, non capivo. Sembrava il sesso, da come l'avevi detto. Dai, parliamo di calcio, appunto, perché insomma si ripartirà già. Non so se ti puoi portare le vongole, per esempio, che abbiamo tante vongole. Vongole cose. Quelle no, non penso. I fasolari. Vabbè. Olindo, parliamo di calcio, dai. Parliamo di calcio. Hai ricominciato la preparazione? Anche il gelato al puffo, panna casciata. Ma il gelato al puffo, a che mi sta? I fa nella via dipende i butelletti di Samati, poi gelato al puffo. Secondo me ecco. Però parliamo di calcio che è meglio, esatto. Dai. Ad esempio quelle robe che cose lì, i bengalesi che chi le butta su in alto, che le fa le luci, è l'autoctono, è venete o è made in Cina? Lì, perché quello mi salva. Sì, vabbè, ok. Quanti scherzi,
Parliamo di calcio. Parliamo appunto di calcio. Allora, il calcio ricomincia. Per esempio, sì. le gondole di Venezia che cambia poco, cambia il tempo. Per esempio. Mamma mia. Che quando piove diventa quando che il sole diventa rosa. Sì. È che là non so col meteo come funziona. No, potremmo su quelle che si illumina con le lucette, per esempio, no? Giusto, quello potrebbe essere. Giusto. Guarda, Roberto suggerisce un bel risottin con gli asparagi su Marte. Salutiamo invece Valentina. Buongiorno ragazzi, buongiorno a te. E Flavio, scusa Tony, non so se vi domanda, perché Flavio dice anche i turbe, Sadito Lindo, finalmente parliamo di calcio, no? Perché i turbe. Si parlava addirittura... Sì, ma i turbe non sono mia se vuole andare sullo spazio, onestamente. No, intendevo... l'ha cambiata tante squadre, per carità. No, può andare che anche, ascolta, vinto sullo spazio, ma è partata. Ascolta, non è mia Veneto autoctono. Ascolta. Lindo mi sembra un po' in confusione. Vuoi che sentiamo le domande degli ascoltatori? Se deve parli del German Camoranesi. Quello posso domandare, lo conosco bene. Posso anche dire sì, sappiamo che conosce praticamente tutti, vero? Chi altro potresti crederglielo? Ma posso domandare a Walter. A Walter chi? Masari? Posso domandare a lui? Vabbè, l'altro tuo amico, dici. Vabbè, dai, ma parliamo di calcio. Sentiamo se qualcuno ha idea. Sì, sentiamo, dai. Vai. Subito, appena sentono che ci sei, Olindo, e gli ascoltatori. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, la voce mi sembra familiare. Ciao, sono Benito. Eccolo lì, buongiorno ciao Benito. Ciao. Volevo domandarmi una roba, Olindo. Sì, temiamo un po' la domanda. E perché non portare su El Vesena? Per esempio. È il Monte Veronese e tutti i formaggi Malga. Ma guarda, secondo me è un'idea un po' di così. L'idea di merda? Può essere. Buonissimo. Sì. L'unica roba, il problema è portare su la mucca che fa il latte. E alla mucca che fa il latte bisogna dare che da mangiare il fieno. Sì. E per coltivare il fieno che vuole la merda. Quindi un'idea di merda. Vabbè. Vedi, alla fine siamo tornati alle origini, insomma, complimenti Benito. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie Benito. Grazie, non so se Lindo voglia rispondere, c'è Roberto che suggeriva anche il mi pare un'idea tanto bella, io ho detto che Benito, sei ancora in linea? Grazie Benito. Grazie. Dopo YouTube ci chiude, se no. Dice oltre al ghiacciolo all'anice, Davide invece dice a centrocampo è importante occupare lo spazio, no? Quindi vedi. Esatto, quindi ad esempio un campo da calcio sulla luna, a parte che bisogna insomma che te lo tiri bene in bola, è dura lì, perché se giocare su è tipo come giocare sul campo in terra battuta, come capito? Cioè te vieni su te respiri polvere, capito? Ma mia bene, bisogna buttare, ma poi da riesci ad andare da brico, te trovi un po' di quadrati dei rodoli di erba sintetica sulla luna, bellissimo. No, veda, però bisogna giocare col ballone di piombo, se no con la sensa di gravità è che il colpo di testa però non lo vedo benissimo. E sinceramente non starei anche in barriera su una punizione prima. La nostra amica Barbara. Che dice Barbara? Ma nello spazio ci sarà gol de punta dappertutto, il calcio, come che suga i marziani lì. Hai qualche notizia? Ma non lo so, insomma, anche lì se sarà un fuori classe e si dirà questo viene da un altro pianeta, non lo so. È vero. Bravo, applausi per Olindo, fantastico. Sentiamo qualche altra domanda, Olindo, che dici? Sentiamo. Eccolo qua, guarda. C'è già un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto, ciao, sono Marco, che saluto. Oh, buongiorno Marco. Ciao, sì, Marco. sei tu, salutiamo Ciao. sempre, sei tu. Sì. Ciao, che saluto. Ciao Alessandro, saluto Alessandro. Sì. Salutiamo anche noi, ma non c'è Alessandro qua. Saluto Davide Cailotto che vedo inquadrato. Lo saluto volentieri anch'io, ma no, non c'è inquadrato. Niente, allora. No, niente. Volevo dire, tanto saluto anche Armstrong che vedo collegato adesso. Ecco, sì. Poi chi Lens forse. Niente, allora, come finalmente il calcio riparte, che saluto. Ecco. Bene. Salutiamo il calcio, sì. Però i dubbi sono tanti. Molti. Allora, innanzitutto bisogna vedere se si riesce ad arrivare alla fine, che saluto tra l'altro. Anche perché tu mi spieghi gli infortuni sono dietro l'angolo. Mi spiego? Sì, riparate la preparazione. Quindi, i tappi muscolari sono in fondo alla via, che saluto tra l'altro. Poi distorsioni, slogature sono al primo semaforo a destra, che saluto tra l'altro. Detto questo, ma non è che c'è una geografia, è un modo di dire dietro l'angolo, non è che devi fare tutto il... Come ho avuto modo di dire ieri quando sono intervenuto a 4 ristoranti. Allora teniamoci, tutto bello che riparte, eccetera. Ma attenzione, non vorrei che fosse solamente un cercare di salvare capre e cavoli, che saluto tra l'altro, anzi vorrei dare un consiglio anche ai cavoli, salviamo i cavoli, ma no a cena, cavoli a merenda, che saluto tra l'altro. Cavoli a merenda, tu mi insegni un po' come il calcio sui maccheroni, che saluto tra l'altro. Salutiamo anche il calcio. Detto questo, come ho avuto modo anche l'altro ieri, che sono intervenuto a cortesia per gli ospiti, ho detto, perché ti fanno intervenire? Vabbè. Ho detto allora ragazzi, bene, il campionato riparte, ok, la Germania è già ripartita, cerchiamo però di fare le cose con testa, con calma, che saluto tra l'altro. Quindi dovrò vedere, speriamo che non ci siano casi positivi, che saluto tra l'altro. Speriamo di no. Ho sentito che oltre all'esame del doping gli faranno anche il tampone Covid, ragazzi, i calciatori devono stare molto attenti, che saluto tra l'altro. Quindi speriamo che si arrivi a portare a termine il campionato, perché se si ferma il campionato parlano di playoff, parlano di queste cose qua, che saluto, ma secondo me se si parla di playoff e altre angherie all'italiana, pasticci all'italiana, ad esempio che il pasticcio porterei vabbè, non è che adesso dobbiamo aprire 8.000 parentesi, vai a sodo. Per esempio, ecco, una cosa che non porterei nello spazio sono le crespelle ai funghi, ormai ha rotto le palle. Onestamente, te le trovi come menù ai battesi, ti trovi crespelle a funghi. E quelle andavano mi andavano esattamente, che saluto tra l'altro, mi andavano negli anni 80, le avrei potute concepire al matrimonio di denaro, che saluto tra l'altro, però o ad esempio alla festa di laurea di Sabrina Salerno, che saluto. Avremmo voluto esserci probabilmente alla festa di laurea di Sabrina Salerno. Oppure di Sandy Martin, con i baffi. Sandy Marco, che saluto tra l'altro, Sandy Marco, che ricordo benissimo la canzone Pippo fa la pizza, che saluto tra l'altro. Un po' diversa, vabbè. Pippo fa la pizza, ricordo benissimo. Ecco, quindi anche ad esempio le scaloppine al limone, ormai basta ragazzi. Basta. La scaloppina al limone anche no, ecco, che saluto tra l'altro. Oppure che ne so, non facciano le pennette con la vodka, basta, ecco, anche no. No, speriamo che non facciano qualche biscotto anche, tra l'altro. Bella questa, Tony, Esatto. Bella battuta. Ad esempio, porterei anche io Svego, per dire. Che no, ma lui intendeva... Le macine porterei sicuramente. Macine sulla luna, Va bene, ragazzi. Grazie Marco. Grazie a voi, sempre forza. Sempre assolutamente. Grazie. Non ho ben capito la domanda anche stavolta. Non era una domanda. Olindo, sentiamo un'altra telefonata. Olindo, cosa dici? Aspetta, aveva una replica Olindo. Perché ragazzi siete troppo distratti, secondo me. Invece dentro c'è tutto. C'era una domanda.
C'era subito il discorso. Sì. Speriamo di arrivare a quando gli ha detto cos'era che finisse in agosto, cos'era? Finisse il campionato, speriamo di arrivare che senza intoppi, perché sennò qua si va a finire a carta in tribunale. Capito che una società rivendica i propri diritti, che l'altra rivendica i propri rovesci, e insomma tra diritti e rovesci c'è anche una sciarpa dell'ANAC. Senti Olindo, guarda, abbiamo degli ascoltatori che sono geniali. Allora, perché Eriberto, che salutiamo, come direbbe Marco, volevo chiedergli Olindo come vede un ritorno all'Hellas di Ipsaro Passione. E Davide invece dice: nello spazio giocano Lunini, Stellone, Marshall, altri. Bellissima, lanciamola agli ascoltatori. Chi può giocare nello spazio di questi? Perché è bellissimo, no? Tutti con nomi stellari, no? Lunini sicuramente, Stellone bravo, molto bravo. Dirò che adesso così su 2 ciabatte non me ne viene in mente neanche uno. No, Marshall è bellissimo. Adesso ci pensiamo un attimo, vediamo Nervetti, se qualcuno ne trova. Il famoso Paolo Nervetti Terzinasso, quello potrebbe andare sulla Luna. Nervetti, perché i Nervetti te che la Luna, mi spiego. Alessio dice: ho sentito che l'Hellas riprenderà Tortellino Guidetti, è vero Lindo? Guidetti, grande calciatore, mi ricorda Guidetti e Prissa, anche Prissa era sì, Racagnotto, è vero. Se mettesse le maette che adesso fa le maette che le lì tutte belle ciucciate, se le metteva Prissa, pare che avesse nascosto il ballone per festeggiare. Meno male degli anni 80 lì sì. Roberto chiede: Olindo, ma i campi da calcio, penso ovviamente, i campi da calcio sulla Luna sono come quelli di Olli e Benji? Sì, potrebbero non finire mai, no? Esatto, infiniti e tondi anche soprattutto, sì. Insomma, sarebbe curioso vederla come potrebbe essere un mondo sulla Luna, ecco. Veramente. I allenamenti, eccetera. Dimmi. No, senti un po', facciamo un'altra telefonata oppure hai qualche risotto sul fuoco? Dai, facciamo un'altra telefonata. Dai, un'altra, prendiamo un'altra. Telefonata, come Mastrota, un'altra telefonata, via. Eccolo qua. Pronto? Sì, pronto? È pronto? Sì, pronto, ciao, sono Paolo. Sì, ciao Paolo. Ciao. Da dove? Era da un po' che non ci sentivamo, Paolo. Da Verona. Allora, io volevo dire una cosa. Lo conosco. Adesso, vabbè, ok, inizia il campionato, ok, d'accordo. Sì, aspetta, arriva il sodo anche tu però, Paolo, perché anche tu prendi di quei giri. Però, ad esempio, noi, io non sono abbonato, ma gli abbonati, che hanno perso l'abbonamento, adesso cosa bisogna fare? Anche lì ci vuole chiarezza, anche il presidente, ok, d'accordo. Sì. Quest'anno stiamo andando bene, tutto quanto, tutta quella roba lì, eccetera. Però gli abbonamenti, io per esempio farei giocare a porte chiuse, però €1. Lo sapevo che arrivavi all'euro, ma se a porte chiuse, popolari, anche fuori. Ma se a porte chiuse. Sì, ma poi aprire fuori i chioschi, i panini italiani. Allora a quel punto lì si entra. No, da metti €1 li fai fuori, anzi direi, allora perché il presidente non va da Arcuri e dice birra a 0,50 centesimi? ma non è un discorso da Lega Calcio, quello lì. Prima dell'emergenza la birra costava 10 centesimi, adesso io me lo ricordo benissimo, adesso qualcuno la vendeva anche a 7-8 euro. No, deve essere birra a 50 centesimi, non bisogna speculare sulla birra. No, quello sono d'accordo. Panino con la salamella, che fuori, anche quello per 50 centesimi per tutti, e poi metterlo anche nelle farmacie, secondo me, io dico così, se io fossi presidente, ok, andiamo bene, però adesso è il momento di investire, secondo me, ecco. Bene, grazie Paolo, chiarissimo. Il momento di investire, no, scusa Alessandro, non arrabbiarti, no, ma non sono Alessandro, perché se c'era il vero Alessandro, guarda, ti andava ammazzata in faccia. Deve essere chiaro, deve dirci cosa vuole fare, io la penso così, perché noi tifosi siamo ormai stufi, ecco, va bene, grazie. Grazie Paolo. Ok, grazie Paolo, grazie. Sempre sintetico, Olindo, e anche arriva il sodo anche lui sempre. Proprio. Sì, arriva, esatto. Olindo. Ha ragione. Ha ragione. Ha ragione. Scusa, ma anzi,
ci sonterei dentro anche il panino con la cotoletta io. Panino con la cotoletta a 10 centesimi, scusa, 50 centesimi, che quello, perché bisogna speculare sul panino con la cotoletta? Cioè, no, su quello è vero. No. Scusa, allora, Olindo, prima che te ne vada invece, senti Flavio che si snocciola una improbabile formazione 1 Jubez, 2 Jackets, 3 Gravatez, eccetera, bellissima anche quella. E invece Davide, sempre con questo continuo paragone che ci accompagna in questa puntata con lo spazio, con le missioni spaziali, falli di una certa gravità e giocatori in carenza di ossigeno. Quello potrebbe essere il risultato di una partita nello spazio. Bella, diciamo che il telecronista avrebbe di che sbisarirsi, senz'altro. Quando, soprattutto in assenza di gravità, quando te fai un cross. Cazzo, ma l'ho finito. Tu pensa a Bruno Pizzul che commentava il cross dicendo semplicemente e lì dovrebbe tenerlo lungo 20-30 minuti, insomma, ora che arriva in aria il cross. Quando te batti una punizione, il ballone va a finire di là dai frati, cioè. Va bene. Grazie Olindo. Ci sentiamo. Lindo. Può farmi il risotto con le verse. Benissimo, buono, veniamo anche noi dopo, dai, adesso si può apri le finestre, però apri le finestre. Ciao ragazzi, ciao Lindo, grazie, sempre ciao, fantastico. Grande Olindo, Olindo, sì, veramente. Intanto salutiamo ancora tantissimi ascoltatori anche quest'oggi, nonostante si riapra un po' di cose, però rimanete in tanti fedelissimi. E ricordiamo che potete anche vederla poi fuori onda, nel senso fuori diretta, no? Rimane su Facebook e rimane anche su YouTube, quindi anche stanotte, qualora abbiate voglia di farvi un po' di risate, potete vederla così. Invece, salutiamo appunto Stefano che ci ascolta dal veneziano anche lui. Davide, te tiri un missile sempre in questo calcio nello spazio. Assolutamente. Dovremmo essere in grado di collegarci con uno che forse qualche bacillo di saliva lo fa salire direttamente in orbita stazionaria, vero Tony? Ha qualche problema nel parlato, è vero. Dovremmo avere in diretta. Sì, ce l'abbiamo? È da Gazzo, non mi ricordo se abita a Gazzo. Vediamolo intanto. Sentiamo. Pronto? Ci sei? Colleghiamoci. Eccolo qua. Il Sessola. Ciao Sessola. Ciao Sessola. Ciao. Che gas dici? Che gas dici? Sono da gas. Allora, dove sta? No, scusami, porta facendo, non ricordo. Da dove sei? Da Salionse. Pensavo da Salisole, pensavo. Una volta abitavo a Salisole, ma più che che abitava così. Eccolo lì, lo sapevo io. È arrivato qualcosa anche qua, metto la mascherina quasi. Perché... Così mi deve amorosa. Sì? Che si chiama tua amorosa? Non ricordo, scusa. La Patrizia. Sì, brindisi ideale anche con tutti gli ascoltatori. Salute a tutti gli ascoltatori, aperitivo. La Patrizia, ma che del secondo nome la fa Susanna, cioè quando la firma Susanna Patrizia. È molto facile per te. Scusa, ti spiego perché. Spiega. Perché io gli ho dato i nomi, una volta si usava dare i nomi dei parenti, della nonna. E invece era che lei è del Salisole. A Salisole si usa dare i nomi di così. Ho capito. Aveva Sosia dalla parte di sua mamma che si chiamava Susanna. Invece Sosia dalla parte di suo padre che si chiamava ma non creasse, noi criava, cioè davvero così criava. Allora meglio di no. Facevamo Susanna Patrizia. Ho capito. E tu dovevi sceglierti proprio un'amorosa con quel nome lì, insomma, io adesso capisco tutto, però. Insomma, quando ne siamo visti, esco qua. È un colpo dispiaciuto.
Pensavo una scintilla. Una scintilla. La scintilla. Este colpo di preciso. Ecco qua la scintilla. E ci annamorato. Guarda, come ti chiami? Guido, piacere Sessola. E l'ha detto piacere. Arriva ora che la finì, arriva ora che l'accompagnasse a casa. Ascolta, quindi ma con sono cosa... dati tanti appuntamenti in bianco. Ma eri andato a piedi oppure avevi un motorino, un'auto, una macchina? No, C'è una volta che era tipo le prime 10 assistite, era il moschito. Il moschito. Sì, quello che vabbè. Oh signore. Era del portapago o cavai il castellotto perché vedo che sì. il castellotto l'ho fatta sentare lì, capito? Ho capito. Sì. Romantico, dai. Senti, Roberto ti chiede il segreto parenti a Vangadizza. Sì, certo. Salutiamo Mirko, salutiamo Giuseppe, invece grazie dei complimenti. Invece Sessola, oggi si parlava un po' anche dello spazio, no? Di queste missioni spaziali. Sì, mi piacerebbe andare sullo spazio. Per fortuna tua non c'è più lo Space Shuttle, perché avrei voluto vederti pronunciare quella. Ti immagino farmi la diretta dallo Space Shuttle, dall'astronave. Guarda, se può consolarti, fino a ieri usavano una navicella russa, adesso c'è la Crew Dragon, lo SpaceX adesso c'è. Figo lo SpaceX, andava su SpaceX. Una roba che salvaria, ad esempio, che portaria sullo spazio la scarola di Bassano. Vedi, fantastico. No, stavo dicendo, pensa ai mezzi. Il pisello borso. Il pisello borso, giusto. Buono. E guarda, pensa ai mezzi che usavano. Il pometto Lazzarini. Guarda, fai in rapida successione i mezzi che usavano per lo spazio: lo Space Shuttle, la navicella russa Soyuz e adesso lo SpaceX. Lo SpaceX. Che ne so, Vangadissa chiama Houston, rispondi Houston. Vangadissa chiama Houston, rispondi Houston. Guarda, Mirko ti chiede Ghetto il monopato per guidare per la ragazza, insomma. Sì, dai, penso di quello. Adesso devo tradurre il messaggio. Secondo me Olga è il T9 che insomma che il monopato per guidare non riesco a capire, oppure le devo scrivere magari andando in bicicletta, non so, che faccio il coso, non so, magari che ne so, le devo lavorare con schiattasassi, e quando scrivo balla tutto. Enrico ti chiede vabbè, questo è una scioglilingua per te, bellissimo. L'andava su e su da Cavalcasselle col Suzuki, bellissimo Enrico. Oh no. Una volta andavo con Suzuki, una volta che non è Suzuki. Mi piace tanto le pubblicità delle macchine, che so, quella che quando fa alla fine fa Suzuki. È vero, Oppure che so, Volkswagen, anche quello. Volkswagen, oppure che so, Skoda, Simpi Clever. T'hanno mai chiesto di fare lo speaker di una pubblicità? No, bene, Simpi Clever, oppure che ne so,
Dacia a fa cagare. No, che dopo ci telefonano. No, ti credo. Scusa. Duna. Beh, a cagare. Ma quella si può che dire, dai. La prima... Prince. La Prince, sì. E la Scinca, te la ricordi? La Scinca 1000? Scinca 1000, se te la compri ti toppa il culo. Potrebbe essere un bello spot, non so come mai qualche ditta non ti ha ancora scritturato, perché potresti fare un successo incredibile. Ad esempio nello booster, col booster, sì, nello spazio col booster. Sì. Sì. Ad esempio il booster mi piace con solo il ketchup o con la maionese. Booster, no, quello è il booster. Metti in mezzo al panino te mai un bel booster con una bella Weisse, Ecco le campane di mezzogiorno. Arrivano a mezzogiorno invece sulla luna, campane. Sì. Ecco. Le campane in effetti quello potrebbe essere, ma come farebbe a entrare la tua testa dentro le tute spaziali, specie il casco, non so io. Caschi che di varie misure. Sì, ho capito, ma la che è small, la che è small o X. Scusa, diciamola tutta però, perché la small size, perché la size la taglia. Small size, che è la size, che è la size, la XL size, la XX size, la XX size, storia che la linea. È un problema per te andare nello spazio. Ti si dà 3 e che so 4, 3, 2, 1 ignition. Sì, se tu non so se tu possa farlo là. Allora Davide c'è scritto casco vuoi? Sì. Casco quando volai mi fa vedere tutti i caschi, mi dice casco vuoi? e anche hai visto qualcuno guarda Roberta guarda Marocche Sgaveiara, vedi Roberta, sei quasi invidiosa oppure lo dici no, meglio fosse un taglio, ma il tuo parrucchiere non ha ancora riaperto? No, aperto, però capì in busà. Ascolta, che tempo per me, ma partì per che una settimana, doppia in busà. Allora intanto con la forbesina delle pelesine, si fai poco, mi sa però. Cavo via le doppie punte, tu capisci? Ho capito. Si vede che io un po' pareggiati, si vede. Si vede. Guarda, proprio ho fatto il carré come Raffaella Carrà. Se li hai pareggiati hanno fatto X. Ho fatto X, bravo. Invece il Tony nella chat privata ti suggerisce il tuo film preferito. Qual è il tuo film preferito? Sì, Mission Impossible. Con Tom Cruise. Mission Impossible con Tom Cruise. Dopo mi piace anche il film con Bud Spencer, e Penelope Cruz. Che stroppa Penelope. Sì. Carina. Carina le stroppa da solo, veramente. Ti ricordo che per esempio i film con Bud Spencer, cosa che era mi ricordo più, che era tanti Fantosci, certo, sì. Quei film anni 70 con i Fantosci, che faceva morire da ridere, anche quel che avevi con me è eccezionale veramente. Bravo, certo. Ma invece hai visto che abbiamo aperto con la musica Und sprach Zarathustra di Odissea nello spazio.
Odissea. Anche che Odissea nello spazio, Star Wars. Star Wars. Luke Skywalker. Luke Skywalker. No, ma veramente no, che mi piace, mi piace che il film del Zemeckis. E Ferzan Ozpetek ti piace? No, sono da ospite. Sì, ospite. Ospite, sì. Gioca i film di Bruce Lee, perché ricordi il film di Bruce Lee? Sì. La mosca, lei era la mosca della mantide religiosa. Fantastico. I bastoni in un ciaco. Giusto. Hai fatto Kung Fu, hai fatto Kung Fu. No, quello Kung Fu, però mi sarebbe piaciuto far sumo. No, pensavo avessi fatto Kung Fu come i monaci, sai, i monaci. Shaolin. No, i monaci Shaolin. Esatto, ad esempio, quando magari in inverno, che è tanto freddo, dopo ti entra il caldo, ti vedi tutti i Shaolin nei denti. Tutti i Shaolin. Shaolin. Le sgrinze. Sì, certo. I giornalisti, insomma. E guardavi anche quelli che mi suggerisce il nostro delegato, sì. Insomma, siamo passati tutti, dai, su. A destro, tutti che cose lì, ma insomma, gli anni 60-70 mi piaceva massa. Sì, e i cartoni animati, no? I cartoni animati, non ti piacevano i cartoni animati? Sì, alla banda spaziale! Alla banda! Le lame rotanti che ti sbriciano, che giro di qua, giro di là. Non ti piaceva Goku, te lo ricordi? Sì, mi piaceva Goku e mi piaceva... Ma cos'era Goku? Non ti ricordi cos'era Goku? Cazzo era Goku? Guarda la chat, guarda privata. Mission Impossible piano Stone Super Saiyan Goku. Aspetta che scusa un attimo, aspetta che con Goku poi scarsela con Goku scarsela. Perché si trasforma in Super Saiyan. Il capello del Super Saiyan ce l'hai, E meno male che il mio aperitivo era un alcolico, veramente, guarda, oggi è fantastico. Sì, guarda Davide cosa ti suggerisce anche come attività. Zumba Fitness, sì. Anche Stefano, no? Zumba Fitness, ma mi sento sempre per lì. Mi piace animati del Lupin terzo. Grande, ma grande. Perché insomma sto morosa la fuggito. Veramente una stroppa da fuoco. Sì. Cartonata, ma fatta molto bene. I Tarzanelli ti chiede anche Alessio, a volte può essere insomma insomma soprassedere. Meglio, forse meglio. Invece no, scusa, ho detto sedere, che coi Tarzanelli ha qualcosa che fa. È un po' come Goku e Super Saiyan, vedi, è molto più legato di quello che pensi. Intanto puoi leggere la domanda di Mirko, perché è proprio una domanda per te, secondo me. Si tornare a salutare Zion, mi piace, che gana pazienza, anche Zion gana pazienza, tutti i giorni, a ora di maiare, tra l'altro, tutti i giorni a ora di maiare, lo mio busetto nel stomaco. Già che da parlare risponde a tutte le solite robe e più te che anche un busetto nel stomaco, è bravo. Mi piace come parla, però caspita, una fatica veramente. Tutti i giorni proprio, non so, secondo me suda.
Vissuta. Pensa che mi conosceva. Chi? Sì, Chi? Così Desaya. Certo. Ho capito. Beh, grande Sessola comunque, veramente. Abitava dall'altra parte della sponda del Po, sul Sile. Abitava a Casale sul Sile. Ho capito? Senti un po', Sessola, ma che maglietta hai? Fammi vedere che bella maglietta che c'hai. Born to Tribulara. Dov'è che l'hai comprata? Dove l'hai comprata? L'ho comprata, è un tipo che fa le magliette personalizzate. Davvero? Sì. Dove? E si chiama Stampiglia cose del bifido. Stampiglia cose del bifido. Bello. Dove è? No, dov'è? Sentiamo. A Busciolino. E scusa, usa anche la stampa offset? Sì, penso che sia stampa offset e fa stampa sublimazione. Ho capito, sì. Aspetta che qua mi domanda una roba. Sì, Marco, vedi, ormai sei il consulente di tutti. Sentiamo, cosa dice Marco? Vorrei sapere che smartphone che mi consigli tra Samsung e Sony e Xiaomi e poi o l'Asus. Grande Marco, grandissimo. Allora, so che Xiaomi ce l'ha tolto mio amico e Sandro. E fa delle foto strafighe, perché per esempio che piace i gatti a mio amico Sandro e Dugatti siamesi siamesi nel senso non che lascia siamesi gli attaccati, capito? E la tolta a Chernobyl. No, io siamesi di razza, dai. Mi ha mandato le foto, cazzo, è belle, fa delle foto veramente che cioè quando te le guardi ti pare la foto del par quasi tridimensionale. Tridimensionale, ho capito, bravo. Allora bravo. Grande Sessola. E Xiaomi. E poi costa poco. Sì? Dopo dipende un po' dal modello, però dai, sì, è vero. Certo. Ho capito, grazie Sessola. Prego. Grazie. No, Nico, volevo solo dire che te poi te lo cati in offerta l'S lunga. Sì? Ok, vabbè. Pensavo su Amazon. O da Expert. Torno su Amazon. Anche su Amazon. Ma anche, ad esempio... Expert Euronics. Bravo, volevo dire proprio all'Expert, che è il volantino dell'Expert. Anche il coso, quell'altro che insomma te lo cati un po' da passuto. Voleva tornare un animale, una scimmia, un scimpanzé, un samuelo e serpente no. Sono d'accordo, serpente no. Allora, se ti piace i rettili, cioè gli animali come serpenti, ad esempio, tutta la salamandra. Esatto. la salamandra che sicuramente vabbè ragazzi, vi saluto. Beh, scusa, ma si mimetizza però, no? Come? Si mimetizza la salamandra. No, è il camaleonte che si mimetizza. La salamandra la salamandra sì, però la salamandra, quella che se la te pose la te anestetizza la parte per 10 minuti. 10-15 minuti la te anestetizza. Guarda, Marco seguirà il tuo consiglio sugli smartphone e guarda dove andrà a prenderlo. A Super Sigma dice il mio, bravo, te fai anche a Desensare, ma solo anche a Desensare. Sì, certo. Vabbè ragazzi, saluto. Dai. Va bene, saluta anche Davide, Sessola, saluta anche Davide. Ciao Davide Sant. Ciao Davide Sant. Guarda cosa ti scrive, serpente sbriscia massa. No, calma, è perché il par
ma non è mia liscio. Anche ti quando tu mai toccato un bisso. È squamoso. È squamoso. Io ho toccato un carbonastro, è squamoso. Ecco fatalità. Da non confondere con Liga Or, Liga Bisso. È Liga Or. Ma il carbonastro, è squamoso, cioè le tutto fatto. Non è mia liscio. No, è vero. È squamoso, quasi ti dà fastidio. E ti dà fastidio. E sentici che l'aveva un carbonastro. No, chi ce l'aveva? Susi. Eccolo. Susi della Susanna. Della Susanna, che salutiamo. Ciao Susanna. Ragazzi, vi saluto, dai. Grazie Sessola. Ciao, grazie a voi anche, ragazzi. Me faci sbogolare. Grazie a te, grazie anche a Roberta, non è mia vissido, grandissimi. Siete veramente in forma i nostri ascoltatori oggi. Cosa dici, Tony? Degli autori televisivi. Molto. Ci aiutano. Ma veramente parecchio. Adesso, visto che sono già le 12:15 minuti, come farebbero i bravi speaker, intanto salutiamo anche Alberto, che non l'avevamo ancora fatto, il Serpente soprattutto Sbrissia. Avevamo già qualcuno, ma di fatti è ora del bifido. Eccolo qua. Ciao bifido. Ragazzi. Ciao cin ragazzi. Cin. Avevamo altri spunti, ma li terremo per domenica, visto che ormai sono già le 12:15. Sì, insomma, perché sai, si parte con una scaletta e si arriva con l'ascensore, cioè qua veramente sì, il tempo vola, poi il tempo vola quando ci si diverte, e noi insomma veramente ci siamo divertiti anche oggi, e spero insomma che anche i nostri amici da casa siano d'accordo con noi, e quindi gli ospiti che avevamo in mente di fare oggi li faremo la settimana che viene. Assolutamente, anche perché saranno forse ancora più attuali in un paio di personaggi, visto è probabile che siano proprio più centrati. Allora, assolutamente sono contento, insomma, e sarò curioso di vedere come andrà a finire, insomma, questa preparazione al lancio nello spazio di questa, insomma, navicella made in Veneto, quindi ecco, sarà tutto da seguire. Adesso noi torneremo, credo, ancora domenica prossima, credete, ragazzi? Sì, volentieri, assolutamente. Domenica prossima siamo con voi. Salutiamo davvero i tantissimi che ci hanno scritto, altrettanti che ci hanno guardato. Ricordiamo che la trasmissione rimane appunto su Facebook e su YouTube, e pronti a salpare nello spazio? Direi. Perché c'è, Oh Tony, ma senti che continua a arrivare i reclami da YouTube, perché sto qua e vuole diritti. Quanti schiagliamo? Mettila curta, continua a arrivare. È arrivato un reclamo, è scritto non devi fare niente, però il tipo l'ha reclamato, solo che penso che dopo 5-6 non devi fare niente, ho detto se arriva una busta strana, stai attento. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Ciao, buona domenica. Ciao.